l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Restiamo sull'argomento appalti. Se da un lato, come abbiamo sentito, si forniscono strumenti che aiutino a partecipare alle gare, dall'altro Confartigianato sta contribuendo alla stesura di un decreto correttivo del codice appalti, in modo da eliminare fenomeni distorsivi che oggi penalizzano le piccole imprese. In particolare, per salvaguardare quelle che hanno sede negli stessi territori ove vengono realizzate opere commissionate dalla pubblica amministrazione, viene sollecitata l'adozione di procedure che permettano di circoscrivere l'invito a partecipare alle gare solo a queste. Ne abbiamo parlato sempre con l'assessore alle strategie di mercato Gianluca Cavion, il quale così motiva le preoccupazioni delle imprese. È una preoccupazione che emerge visti gli esiti delle gare d'appalto come stanno andando ultimamente. Mi sembra che siano avvantaggiate le ditte che hanno strutture legali forti a discapito delle aziende che hanno invece capacità lavorative, dipendenti, attrezzature e qualità che possono fare i lavori. Inoltre, spiega Cavion, non agevolare la partecipazione di imprese locali rischia di aggravare una situazione del comparto edilizia ed affini già allarmante. Negli ultimi 3 anni abbiamo perso il 10% delle nostre aziende, creando un danno enorme sotto l'aspetto dell'occupazione. Proprio per questo Confartigianato suggerisce un patto con le amministrazioni locali. Con quale specifico obiettivo? Noi chiediamo che sia inserito nel codice dei appalti il chilometro zero, perché questo andrebbe a tutelare le capacità lavorative, le qualità dell'azienda, ma soprattutto i posti di lavoro.